intervento o sciario, do la parola al primo intervento, che di Pietro Dadin, che fa così un considerazione sulle monte. Grazie Katia, grazie all'organizzazione di aver fatto questa giornata al Campir, grazie. Niente, io volevo dire due parole, si sente? Sì. Sul discorso della montagna. Io per capirci vivo a Meduno, sono di Meduno in Pedemontana, di là dell'Aga o di là dell'Aga, dipende da che parte si guarda. Sono inserito in varie associazioni che svolgono la loro attività nel contesto montano, che è il CAI, il Soccorso Alpino e gli Alpini. I problemi della montagna sono ben noti alla maggior parte delle persone. Si va dallo sfruttamento delle acque, all'ampliamento degli impianti da sci, alla costruzione di strade e agli sdraiamenti. Ma partirei dalla considerazione del fatto che tutte le politiche attuate per la montagna, dalle varie giunte che si sono succedute, quindi sia regionali che provinciali, sia di destra che di sinistra, non hanno portato mai a dei risultati concreti. Magari questi politici possono farci vedere che sono stati spesi milioni di euro per la montagna, ma molto probabilmente, visto i risultati, sono stati investiti nel modo sbagliato. Per capire questo basta vedere i grafici dell'evoluzione demografica di tutti i comuni montani friulani e si capisce perfettamente che la politica ha fallito. Lo sbaglio è stato sempre nella mentalità di chi prendeva le scelte, forse perché la politica, a direzione nazionale, non riesce a scendere nella realtà locale. Quindi molto spesso chi pensa ai contributi per la montagna pensa a contributi solamente per attività agricole, boschive, le malghe, i prodotti tipici e tutte le attività che richiamano al passato. E per questi qua, quasi quasi, anche se questi montanari si vestissero sempre in costume tipico, sarebbe anche meglio. Ma non si può pensare che rimangono in questi posti solamente magari i boscaioli. Devono restarci anche gli operai, gli impiegati, i dirigenti e tutti un po' persone di tutti i tipi che per poter conservare viva una comunità. C'è qualcuno, come me, che vive in montagna, in una zona pedemontana, amiamo la montagna, le tradizioni, conosciamo la storia locale, ma il boscaiolo, il casaro, il pastore non lo sappiamo e magari anche non tutti lo vogliono fare. Quindi poi si sa che vivere là comporta dei disagi. Vivere in zone periferiche e soprattutto la mancanza di servizi valgono per tutte le fasce di età, più o meno giovani. Quindi posso fare due esempi personali che però valgono anche per tantissime altre persone. Io, come tanti nella mia zona, sono diplomato a Pordenone. Quindi per 5 anni, e per fortuna non sono mai stato bocciato, prendevo la corriera ogni mattina e mi facevo 2 ore totali di corriera al giorno tra andata e ritorno. Sarebbero 2,20, ma arrotondiamo a 2. Quindi se teniamo presente che per essere valido un anno scolastico devo avere almeno 200 giorni, il conto da fare è questo. 2 ore per 200 giorni per 5 anni fanno 2000 ore, quindi diviso 24 vengono fuori praticamente 3 mesi che uno è lì seduto in corriera. E senza contare che questo servizio ha un costo e quindi i miei genitori l'hanno dovuto comunque pagare. E la stanchezza fisica, perché comunque uno di 15-16 anni che si fa da lunedì al sabato tutta questa strada non è proprio semplice. E non voglio pensare che partiva da Cimolai su Raerto per parlare della mia zona e che ora alle 5 si doveva svegliarsi. Un secondo esempio è la chiusura degli ospedali della zona pedemontana.
Questi creano un disagio grandissimo, soprattutto nei più anziani, che per una visita, per una semplice visita, devono trovare il modo, e quindi devono trovare il modo, e non tutti hanno la patente o non ce l'hanno più, di raggiungere Pordenone Udine, e una volta fatta la visita non è che gli fanno uno sconto perché sono partiti da lontano. In quel momento siamo tutti uguali e tutti pagano allo stesso modo. E sempre con gli ospedali, per non parlare di quando una donna incinta si avvicina alla scadenza del 9° mese, e in quel caso bisogna calcolare bene le distanze per arrivare in tempo all'ospedale. Quindi in sostanza bisogna dare la possibilità a chi in montagna vuole viverci di farlo. E l'unica soluzione che può dare risultati è un insieme di misure di defiscalizzazione e agevolazioni che vadano almeno a limitare il disagio economico di chi vive in montagna. E qui mi sono fatto una domanda. Io fino adesso ho parlato di montagna, ma potrei parlare anche di zone periferiche di campagna. E quindi la domanda che mi sono fatto è: ma perché la montagna e la campagna sono importanti per il Friuli? E la risposta che mi sono dato è perché è lì che ancora il Friuli sopravvive, e non di certo nella globalizzazione dei grandi centri commerciali o dei grandi centri urbani. Questo però non può essere percepito da un partito nazionale, non perché sono cattivi, ma perché proprio la struttura di un partito nazionale non permette di vedere queste cose. E per questo è di fondamentale importanza che ritorni sulla scena politica un movimento friulanista, che conosca bene la realtà del Friuli e che si riagganci a quello che è stato il movimento Friuli. E quindi mi auguro che la dirigenza decida di riportare il movimento Friuli ad una politica attiva, perché il Friuli ne ha bisogno. Grazie. L'impressione, devo scusare, che ho dovuto limitare le nostre istanze. Io penso che un movimento che si ispira alle identità di un popolo come il nostro vedi tutti il diritto anche di immaginare una secessione dall'Italia come prospettive future. Non è mica un peccato mortale, anche perché forse scominciaresti anche a fare le misure di quel così e di quel può contare. Io devo confessare che ho sempre avuto di una banda una grande stima con Baraccet, un senatore, e di che altre una forte opposizione dai suoi confronti, o meglio, da politiche di che associazione che si ispirava al progresso dal Friuli, che purtroppo puntava quasi unicamente a una relazione stretta col mondo industriale, e che io ho sempre rimproverato a Baraccet di non capire che il mondo industriale ha le senza patrie. Il mondo industriale è fatto di un azionariato spesso anonimo, spesso invisibile, che noi da tiare, che se al contamine le tiare, le sporche al polavie domani e cambiare lavoro e fare altri rubi, intanto la guadagnare sulle nostre salute, sulle nostre piedi. Ecco, lui puntava su queste relazioni strette, sulle ricerche di un rapporto, come dici, vivificante da parte degli industriali. Un errore gravissimo, anche perché la realtà, questi industriali che si urin e devono rappresentarsi come associazione, pensate un po' che in questa regione e sono le AZ a un funzionario che è nominato dallo Stato, a Bono. Bono è il presidente da industriali di questa regione, e Bono
alle un funzionari dello Stato italiano. Quindi, quale autonomia può avere un monte industriale come il Nestri rispetto a un vertice, a un funzionario che è nominato dallo Stato e che quando al cole un governo deve rassegnare le dimissioni da funzione che riveste. Allora, questi rubi si fanno rifletti anche sui ricazzi dai covinci dai industriali dagli ultimi anni. Quando è venuto fuori le lotte dall'elettrodotto costavano per vinci, il buon Benedetti alla dite che spostava le produzioni e le fabbriche in Serbia, che sarei scontati di manco. Ecco l'impresa furlana che fa. E naturalmente è anche dovuto, anche se è vero che c'è probabilità. Alle sempre per me una questione morale di risolvere. E io penso che io dovessi finire col fatto di io di donne e di non persone che si sono sporcate le mani con le corruzioni. Quando io Santuzzi vigni all'inestri convegnis, mi vegni in sgriso. Santuzza è stato chiappato con le mazzette dell'aeroporto di Turin e dal cappotto e le finanze quando lo ha chiappata e detto, oddio, non mi ero accorto, qualcuno mi ha messo i soldi in tasca e non mi ero nemmeno accorto. E dopo, come premi, dopo essere stato condannato, è stata a dirigere le aline da Ios di Au di questa regione che è le autostrade. E dopo che le ha dirette per 2 mandati, lo hanno premiato e lo hanno messo a dirigere Friuli strade, perché lui si definiva un tecnico, alle aree professore di matematica. E quindi speri che insomma un tecnico aveva qualche titolo. Quindi tocchiati a spiez di contorno. Ho vinto esperienze dagli ultimi 4 mandati regionali, ho vinto una rassegna sbalorditive di personaggi e di politici attuali quintri il Friuli, bisogna dirlo claretto, bisogna dire quintri le democrazie e quintri il Friuli. Quintri le democrazie perché è state sempre sistematicamente ignorate le partecipazioni alle decisioni fondamentali dal nostro futuro, dalle nostre vite. Non solo, ma ultimamente, un anno fa, il nuovo assessore all'ambiente regionale ha dichiarato e ha attuato con grande contentezza e pensi anche di tutti gli schieramenti politici dal Consiglio regionale, ha deliberato le cancellazioni, le soppressioni di Agenda 21. Agenda 21, per i pus che non lo sanno, è strumento sancito dopo le conferenze di Rio de Janeiro e sancito da Nazioni Unite e sottoscritto di quasi tutti i paesi del mondo, a parte qualche raro emirato sperduto, tal quale sostanzialmente si dice che l'EINT deve partecipare ai processi che riguardano l'ambiente e la salute. È un obbligo sancito anche attraverso le sottoscrizioni dall'Italia alle Nazioni Unite e ben questo Ciurut ha avuto il coraggio di sopprimere Agenda 21
e di disi davanti a tutti, disi ho risparmiato 5.000 euro. 5.000 euro dal suo ufficio sovrabbondante di via Carducci a Trieste, a lei a costa anche metà i veris per un mese. Allora, se non si permette di avere un assessore all'ambiente che fa una roba del genere, c'è insino, che all'insita voi. Se sono dai consiglieri regionali, come in votato non, che tasin, che non dicono noi, c'è insino. È possibile una roba del genere? Attenzione! Cioè, chi se è una sottrazione organizzata, sancite di democrazie. Non stiamo parlando di perché mi hanno tagliato un albero lì o là. È la sottrazione formale da democrazie. È un attentato alle democrazie. Una roba che Dovarin, io sto preparando il documento per domandare le condanne da parte delle Nazioni Unite nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia. Non è possibile che questa regione, quando tu iscrivi, non ti risponde. Non è ammissibile che questa regione non ti risponda. Non è possibile che in questa regione assedia un porto delle nebbie da fumatis, da procure di Uri. Non è possibile che in questa regione si facciano da denunce che vengono sistematicamente cassate, che vengono sistematicamente archiviate. Se quando non vengono archiviati, perché le robe è tanto plateale, evidente, e vengono dopo, in seconde battute, disegni non ammessi dal giudice da indagini preliminari, a cui eventualmente trasfatti ricorsi in quel momento. Perché? Questione. Ma sono rubis che fanno a caponale piede, cioè sono rubis che riguardano avvelenamenti collettivi e sono rubis che riguardano robaries organizzati. Allora io mi domando, ma si motisa il possibile che una regione, per esempio, e fasi e abusi da proprietà collettive che sono le quintessenze da democrazie, il strumento originario addirittura da legislazione in generale, che risalgono a un'epoca immemorabile. Si motisa il possibile che questa regione lo ignori e che non vedi fatto una legge che assecondi le leggi fatte in Parlamento dal novembre del 2017. E è una roba vergognosa. Ho parti un esempio. Le lagune di Maran è di proprietà dai maranesi e è una proprietà collettiva. Lo Stato si è chiuso e lì probabilmente non aveva neanche titolo di chiusi il 2,6% da lagune per garantire il passaggio di due canali in buona sostanza. C'è fase le regioni. Le regioni interpretando che i due canali e sono il potere dallo Stato, e siccome lo Stato ha derogato alle regioni le proprietà demaniali si è chiuso il 100% della laguna. Se lei intestato, si è fatta una legge, ha goduto di un che come assessore ai lavori pubblici e calare sindaco di Maran in quel momento e calata su omertosamente e si è ignude tutte le lagune, al punto che i maranesi non dove non sono proprietari di noi,
ma sono costretti a pagare l'approdo dall'Urbarge. E devi pagare l'approdo dall'Urbarge, cioè proprietari di case, e devi pagare la figlia da casa. E è una roba che non sta né in cielo né in piare, una roba che le hai contate a Grossi, al presidente da consulte italiane, le massime autorità giurisdizionali, e non credeva che fosse una roba del genere. Quando io sono andato a protestare al catasto a Udine, le direttore mi ha detto, sa, allora vuol dire che lei deve prendere un avvocato. Ho detto, no signora, è lei che deve prendere un avvocato. E ha dato le dimissioni. Ben, comunque, in un quadro del genere, non ossin assolutamente inermi, ossin assolutamente incapaci di dirsi le nestre. O un consiglio regionale che non nos rappresenta, o un assessore che nos diave via le possibilità di essere, non dico di essere popolo, di essere soggetto, di essere un cristiano, un nuie. E in più e continui chi doglie, non covente tanto lontano, sono pur centinaia di metri, e hanno riprenduto a dare concessioni tagliavis sotto il livello da lago. Quanti sono savisi pensi che loro dicono che rubi qui? Cioè chi doglie è una chiave che è il lago più grande del Friuli e che è là a Mancul, perché nessuno ha misure, a 30 metri sotto il livello del mare. Chi doglie? Allora, in una situazione di che è un reato assolutamente imperdonabile e hanno continuato qualche mese fa a dare un'ulteriore concessione allo scambio. Quando io ho selato a domandare ma cui misuri al sindaco, ma ufficialmente di Castellons, alla dite, non misuri il che scavi. Ma come? Dite, ma dopo tutti devi pagare un tot per quel che scavi, ma se non tu misuri, ti puoi incontrare che uri, e sono laziù magari 200 metri, e ti puoi incontrare che uri, e ma non vieni strumenti, e siamo tutti a ridi. Allora, io dico che il sindaco chiappa la gente, non puoi essere così deficiente di dire una roba del genere. Cioè, questa è criminalità, non è come dici, una roba che non si si acquarza, non viene dovuta, vonda, eccetera. È una criminalità. Cosa? Sa benissimo che hanno fatto i miei amici, sa benissimo che hanno fatto a Tor, con gli altri, e con i discarichi. Sa benissimo che hanno fatto con le cromo Friuli. E sono andati in denaro 40 anni a buttare il cromo da falde, 40 anni. E però hanno fatto un sacco di riunioni, e sono andati da regione, e hanno fatto un sacco di conferenze, e che lì per 40 anni si sono andati in denaro a mettere il cromo, che è uno dei più veleni, più pericolosi, cancerogeni al mondo, lo hanno infilato dentro, e che il cromo alle latiu di Pavia, lo sa benissimo lui, alle latiu fino a Porpetto, da falde sotterranee. E queste robe non ha mai trattato una condanna. Mai. È possibile. È una regione che o è una regione da bananas. Allora, non stiamo parlando di particolari o esagerazioni, ma gli udienze che stanno facendo, nonostante il lavoro che la fa di Heinz e Heinz, il mio amico Franceschino, sul lago di Chiavazza. Non è un promettute, non molto un fai, lui. Ma c'è che hanno fatto recentemente invece al lago di Barcis, anche mo' Piesare, al lago di Barcis, e là si gestì
non solo, ma hanno fatto une strade nuove per portare via le glerie che si accumulano dal lago, e però nessuno ha fatto obbligato il concessionario ad adeguare il scarico di fondo e adeguarlo per renderlo compatibile con le plene di progetto. Cioè in pratica domani può venire una plene come che è già state, e lì succede il disastro. E non è stabilito quale che è le quartate, è stabilito l'ufficio dighe a Roma. E quindi si è creato un consociativismo in pratica, a cui ha partecipato anche i 5 Stelle recentemente, perché io le denunce le ho mandate ai ministri, fa calare lui i ministri dai 5 Stelle. Allora, che non è più una questione o l'indica lì o di che l'altro, che è una questione che chi sta è malato. Chi sta è malato e non si sono malati come il Stato, e o la si fa come che la si fa il Stato, anzi, pies. E comunque, allora, c'è molto di fuori in questa situazione. E è una situazione disperata, io penso, no? Disperata, con tutte le buone cose che posso dire. Io non posso scrivere 3 lettere raccomandate di denunce ogni dune a Federica, e Federica dopo voto messo senti mo degnato di scrivermi, di rispondi di fronte a faccia di una gravità inaudita. Io anche ho lottato in palla elettrodotti, Giovanni lo sa perfettamente, a un certo punto ho scritto, visto che Tondo non rispondeva, nessuno rispondeva, oltre a essi, come dici, irregolari, si erano anche caffons, e sono caffons. Ho scritto al principe di Chiesa Reale in Inghilterra. Mi sono appellato a lui dicendo, siccome tu sei stato a dormire per Serean per una settimana, no? È stato lì in Ferris, e siccome tu conosci il questo, lì avverrà un enorme elettrodotto che rovinerà il paesaggio, e poi ti scrivo anche in nome di Pasolini, che tutto ha apprezzato, ma ti scrivo soprattutto per il fatto che tu sei un cultore da economia rurale e da difesa dai paesaggi, dai paesi, da ruralità inglese e mondiale. Bene, Carlo d'Inghilterra mi ha risponduto al giro di 2 settimane. Io, e sono passato di Sainz, non abbiamo ricevuto le lettere di Tondo, di Sainz, di Tondo, di risposta. E non ricevo anche teatro, naturalmente. Chiste, o pensi che no? Ecco, chiste è... Dove puoi sentire? Grazie. Grazie. Allora c'è molto in fuori. Io non ho le medicine, però ho pensi che prima di morire devi tentare tutto per non vergognarsi di essere vissuti inutilmente. E ho pensi che le medicine, le sole medicine, è che di scominciare a lavorare attorno alle chiese e ingrandì e attorno e ricondursi a un elemento costitutivo che è stato di fatto le patrie dal Friuli, quando ci sia Eros, quando ci sono Magagni, dovuti anche al tempo, alle epoche, però lì io dovevo pensare, non si stati capaci, dopo l'invasione dai Turks, di assimilare popolazioni, migliaia di slavs che sono venuti a vivere in Friuli e sono stati perfettamente assimilati. Non ho vinto queste capacità. Le vingute
e è stato un arricchimento per loro e per non probabilmente in dai secoli passati. Come ho sin in balie dal primo idiota che viene a comandare di noi. Grazie.